Un intervento realizzato negli ultimi giorni grazie al sostegno della Proloco di Valdobbiadene e di alcune persone che hanno voluto dare un contributo affinché venissero realizzati questi lavori. Una fontana a forma di giglio, un getto d'acqua che può arrivare ad 8 metri, con luci LED colorate che saranno accese sempre ogni giorno dell'anno per rianimare questa nostra bella piazza del capoluogo, Piazza Marconi. Sono tanti gli interventi, anche molto costosi, che dovranno essere fatti. Iniziamo con poco, la fontana è il cuore della piazza. Proseguiremo nelle prossime settimane, dopo l'antica Fiera di San Gregorio, con la riqualificazione di via Sant'Antonio e della nuova piazzetta fronte l'ex ospedale, che intitoleremo al 7° Reggimento Alpini. Poi l'obiettivo è quello di continuare a realizzare anche nei prossimi anni ulteriori interventi per rendere fruibile Piazza Marconi. Iniziamo con poco, però sono le piccole cose che poi stimolano l'interesse, la collaborazione e, perché no, cerchiamo anche di ottenere dei contributi per questi interventi. Così abbiamo fatto per esempio per Villa dei Cedri, siamo stati bravi e in parte fortunati a ottenere un importante contributo del GAL. A questi si sono aggiunti poi contributi privati e somme messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Questo è esempio, vogliamo riproporlo anche in Piazza Marconi.